Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus todo poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos, aleluia. Oh gloria! Buongiorno! Buongiorno a tutti! Con la pace del Signore Gesù. Gloria a Dio. Benedetto è il nome del Signore.
Benvenuti a tutti stamattina che sono in diretta con noi. Stiamo iniziando la preghiera del mattino, un programma mattinale di preghiera e lettura biblica della Shea Damit, Chiesa Evangelica, Assemblea di Dio, Arca Missionaria in Italia. Io sono il missionario Victor Lopez e per la grazia e bontà di Dio sono con voi stamattina. Questo privilegio di poter essere qui insieme a voi in questa preghiera. Che Dio benedica a tutti che sono già in diretta con noi, quelli che vedranno dopo perché sono a lavoro. Che Dio ti benedica, che Dio ti dia la pace, che Dio risplenda il suo volto su di te e ti dia la pace di Dio, sia con te, con la tua casa, con la tua famiglia. Gloria a Dio. Condivide questa diretta, ti prego. Comincia a girare ai tuoi amici, ai tuoi conosciuti, ai tuoi vicini, alla tua famiglia e dice: ecco, è già iniziata la preghiera del mattino, venite a partecipare. Gloria a Dio. La preghiera del mattino è una benedizione. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, alle 8 siamo connessi per pregare, leggere la parola, adorare il Santo di Israele, nostro Dio. Gloria a Dio. Benedetto è il nome del Signore. Tu che sei con noi per la prima volta, ti iscrivi, perché così ci aiuterai a aggiungere 1000 iscritti. Abbiamo questo obiettivo da raggiungere, di aggiungere 1000 iscritti, perché possiamo attivare altre funzionalità, altri attrezzi del canale, e così aiutateci, ok? Non costa niente per iscriversi. Fa questa iscrizione, lascia tuo like, like, mi piace. Glória a Jesus. Jesus è buono. La nostra lettura di oggi si trova in Esodo capitolo 13, 14, 15 e Efesini capitolo 4, ok? Esodo capitolo 13, 14, 15 e Efesini capitolo 4. Però prima loderemo al Signore insieme con la sorella Darli, che loderà il Signore insieme con noi, e mentre tu ti prepari per leggere la parola, Esodo 13, 14, 15 e dopo Efesini 4. Adora Dio con noi.
Amen, gloria a Dio. Facciamo una preghiera questa mattina. In questa preghiera presentiamo, vorrei chiedervi preghiera per il fratello Lucas Guerato, perché il Signore possa dare a lui la salute. Questa settimana lui ha passato una settimana di tante prove con la salute, dolore, febbre, non sa cosa c'è, ma preghiamo per lui perché il Signore lo aiuti in ogni cosa, amen, e che possa assisterlo nella sua salute, gli dando stamattina la grazia, ma soprattutto anche che il Signore possa finire queste infermità nella sua vita, in nome di Gesù. Continuiamo in preghiera per la missionaria Denisa, perché il Signore possa restaurare la sua salute completa. Ieri è stata la domenica, Gesù ha battezzato l'Arter con lo Spirito Santo e con fuoco. L'Arter è la zia di Denisa e ieri lei è stata battezzata con lo Spirito Santo e con fuoco, ha ricevuto il dono di lingue e lì parlava in lingue come segno, la Bibbia dice, no? E parleranno in altre lingue come segno del battesimo. E quindi è stata una benedizione, una mattina speciale. È stata anche la nostra assemblea generale, dove l'assemblea ha approvato il programma dell'anno, il programma annuale di attività e anche i consigli sono stati presentati, tanto contabile come consultivo, e il consiglio direttivo della Chiesa. È stata una benedizione. Dio benedica tutti i nostri fratelli che compongono i consigli direttivi il consiglio direttivo e altri consigli di quest'anno, che possiamo uniti fare l'opera di Dio, portando avanti il regno del Signore. Amen. Oggi è anche compleanno del missionario in Mozambico. Preghiamo per lui, che è in quel campo missionario così difficile, con tante sfide, di Milton. Preghiamo per lui. Gloria a Gesù. Preghiamo per la famiglia di Bruno di Montiscerboli, che oggi loro andranno a fare il documento, i genitori di Raffaella, che è la moglie di Bruno. Preghiamo per loro perché possano essere lì, tutto possa andare bene e che loro possano avere il suo documento. Va bene? Che Dio benedica a tutti in nome di Gesù. Gloria. Preghiamo al Signore. Padre, in nome di Gesù veniamo a te stamattina. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questa opportunità, per il privilegio che ci dai di poter essere qui insieme in preghiera tramite questo mezzo, ma anche se siamo lontani personalmente, ma siamo uniti nello stesso spirito. Gesù, ti prego di continuare con le tue mani stese su di noi. Benedici la nostra famiglia, la nostra casa, perdona i nostri peccati, i nostri falli, i nostri errori, e che non veniamo a commetterli di nuovo, ma che possiamo, Signore, abbandonare ogni vita di peccato, ogni abitudine peccaminosa, e che possiamo veramente essere purificati dal tuo sangue, il sangue prezioso che è stato versato in croce per noi. Padre, che il tuo sangue purifichi la nostra mente, il nostro cuore, il nostro corpo, perché possiamo essere veramente i tempi di dimore del tuo Spirito, Signore, del tuo Spirito Santo. Non è qualsiasi spirito, è lo Spirito Santo. Signore, ti prego di rivestirci ancora di autorità, di potenza, e che possiamo, Signore, avere
crescita spirituale, che possiamo avere, Signore, questa crescita spirituale nella nostra vita, che non rimaniamo come bambini spirituali, ma che possiamo crescere in grazia, in conoscenza, che possiamo avere, Signore, desiderio di cercarti, che possiamo avere voglia di fare la tua opera. Signore, come Arthur è venuta ieri, Signore, con la sua condizione, è venuta, Signore, per udire la tua parola, è venuta dicendo: io ho bisogno, Signore. Quanti in una condizione migliore non hanno fatto e non faranno mai quello che ha fatto lei. Ma ringrazio, Signore, per questo esempio che ci hai dato tramite lei ieri, che non esiste limiti quando vogliamo, non esiste limiti quando desideriamo. Gesù, ogni spirito di malattia, di infermità, di divisione, di tristezza, Signore, tutte le chiacchiere che Satana a volte fa girare per raffreddare la nostra fede, per sminuire il valore che tu ci hai dato, perché non abbiamo valore se non in te, Signore. I valori di questo mondo sono valori che passano, che finiscono, ma ti prego, Gesù, che tu possa aggiungere ancora valore tramite il tuo Spirito, Signore, tuo Spirito che genera in noi il suo frutto, ci fa abbondare nella tua grazia, ci fa vivere, Signore, 100% del tuo regno. Che venga il tuo regno su di noi, che sia fatta la tua volontà, Signore. Dacci il pane quotidiano, provvedi alle vedove, agli orfani, ai necessitati e a tutte le famiglie la tua provvidenza. Dà salute a Luca sguerato, Signore, manda via questa infermità, questo male, che lui non lo sa cos'è, ma che tu possa, Signore, fermare il male e dirlo stamattina di andare via del suo figlio. In nome di Gesù, Padre, è tuo figlio. Aiutalo, Signore, sostienilo, Signore. Quando lui ieri mi ha mandato i messaggi, raccontava che Dio sta lavorando, anche se lui non capisce, ma lui compreende che è un lavoro di Dio, che il Signore sta facendo qualcosa di speciale. Signore, continua rinforzando la sua fede, prepara questo uomo e la sua famiglia per la tua opera, santifica la sua moglie, i suoi figli. Signore, che lui possa esercere veramente il compito sacerdotale per la sua casa, per la sua famiglia e per il ministero che tu, Signore, c'è per lui. Signore, preparalo nella parola, dà a lui il desiderio di crescere spiritualmente ancora con la sua famiglia e che tu possa proteggergli di ogni male, Signore, di ogni cosa che non viene da te. Ti prego, Gesù, riempi di potenza, battezzalo con lo Spirito Santo e con fuoco, dà a lui i tuoi doni spirituali, che parli non soltanto con saggezza, ma con autorità, con potenza, con proprietà, tramite il tuo Spirito Santo. Oh Gesù, ti prego stamattina per Denisa, entra, Signore, dentro il suo utero, continua lavorando e ferma, Signore, tutto il male, fa, Signore, fermare quei dolori, quei disturbi, Signore, che c'è ancora. In nome di Gesù, Padre, da lei la vittoria, la salute completa. Benedice Marco, Enea, la base missionaria Pomaranche. Dio,
Fa, Signore, un miracolo perché quella chiesa sia edificata. Fa, Signore, che Satana sia invergognato in quella città, faccia le sue valigie e vada via, perché quel territorio è tuo, proprietà tua. Alabra, scebbia o fa. Benedice, Signore, i tuoi servi lì. Benedice, Signore, Patrizia, Giuseppina, Loretta, Fara. Benedice, Signore Roberto. Benedice quello vicino d'accanto. Benedice Agostino, Katia. Benedice, Signore, il figlio di Katia, i ragazzi di quella città. Benedice Gesù, Carmina. Benedice, Signore, tutti con la benedizione della salvezza. Benedice Marisa. Signore, fa Marisa essere una pianta verdeggiante nella tua casa, una pianta fruttifera nel tuo regno. Lavora nella sua vita, nella vita di Alberto, di Nadia, di Matteo, di Ramon, di Romina. Signore, decreta fallimento al potere del nemico, all'incredulità. Signore, decreta fallimento alle infermità nella vita di Marisa. In nome di Gesù dà a lei la salute. In nome di Gesù restaura la sua salute. Che lei possa, Signore, mettere nel suo cuore il proposito: io e la mia casa serviremo al Signore. Gesù, che lei possa avere la visione spirituale, che il campo in Montiscebole è bianco per la raccolta e ci sono tante anime da aggiungere, Signore, tante, e insieme ai missionari che sono lì, Signore, che la tua opera cresca in quella città. Quando nessuno non ha mai investito in quella città, non ha mai detto andiamo lì a evangelizzare, ma tu hai sentito il gemito del tuo popolo che era lì, di Carminha, di Bruno, da famiglia, e tu hai mandato risposta. Signore, quel terreno fa che la tua casa sia edificata e che un grande popolo si raduni per dare gloria al tuo nome, per vedere prodigi, segni e meraviglie tramite il tuo nome. In nome di Gesù ti prego, Signore, per la missione in Verona, Legnago. Gesù, ogni fortezza del nemico sia abbattuta, distrutta, e che i nostri fratelli siano liberati di ogni peso di depressione, di tristezza, di altre occupazioni, che possano avere desiderio, voglia, ma non soltanto questo, ma che possano essere spinti per venire dal tuo Spirito, Signore. Spingerli per congregare. Manda via, Signore, la tristezza, manda via la preoccupazione. Benedice Rossana, Salvatore, Signore, Lorena, Stefano, Francesco. Benedice, Signore, Inácio, Vicenza, Loredana, Giovanni, Hortência. Benedice Giovanna, Federico, Signore, il suo futuro, il loro matrimonio. Benedice, Gesù, che tu possa continuare con le tue mani stese. Benedice Gianni, benedice Gisele, Elisabetta, altre sorelle di lì di Dossobuono. Benedice i tuoi servi, Signore. Continua con le tue mani stese su di noi. La base missionaria a Firenze. Benedice il consiglio direttivo. Benedice il progetto Non Sei Solo. Manda operai, lavoratori. Venerdì, Signore, sarà lo scarico della merce. Prepara i tuoi servi, Signore, per questo proposito, per venire, fare volontario, aiutare le persone. Signore, prepara una segretaria, un segretario per la segreteria della Chiesa. Ogni pomeriggio dalle 2 alle 6 Gesù prepara una persona per la sera e un'altra per la mattina, perché la Chiesa possa essere aperta la mattina e la sera, e che le persone possano avere, Signore, un posto dove venire, avere tutte le attività. Signore,
espandi la tua opera, dà salute ai missionari, agli operai, dà salute alla missionaria Karen, dà, Signore, salute ad Ariana, dà salute, Signore, a Milvia, a Ana Maria, a Esmeralda. Vedi i giovani della tua casa, rinforzali, fortificali, Signore, nella tua presenza. Jonathan, Gesù, non lascia che lui si distragga con altre cose di questo mondo, ma che i suoi occhi siano fissi in te. Visitalo questa mattina, abbraccialo, Signore, perché lui ha proprio bisogno del tuo aiuto, del tuo soccorso, perché l'uomo dipende da te e tu hai la voce, Signore, che fa saldo l'uomo, come tu hai detto a Ezechiele. Alzati, perché ti appartiene questo negozio. Alzati, perché io voglio parlare con te. Parla con Jonathan questa mattina, Signore, che tu possa aggiungerlo alla tua opera e che lui possa ancora avere voglia, desiderio e forza per fare la tua opera, ma che lui, Signore, sia una fonte che scorri acqua viva. Ti prego, Gesù, benedice Jonathan, benedice Jamili, benedice, Signore, Cauani, benedice, Signore, Vinícius, Darli. Signore, vedi il documento di Vinícius, fai la tua volontà, Signore, opera, Gesù, perché tu sai il bisogno loro, ma fino qui tu stai con le tue mani stese, sostenendo con le tue mani potenti. Ti prego, Gesù, di benedire anche la mamma di Salvatore, Yolanda, Giuseppe, tutta la famiglia che è lì in Sicilia, Signore, la sua sorella, il suo cognato, i suoi nipoti, Gesù, che tu possa sistemare tutto, che tu possa, Signore, aprire la base anche lì per loro congregare, in nome di Gesù, Signore, che tu possa portare una cosa nuova, perché tu sei Dio di cose nuove. In nome di Gesù ti prego, Signore, benedice la tua opera in tutta l'Italia, i tuoi servi che sono al nord. Voglio chiederti preghiera per Tiago, per Caroline e per i suoi figli, Signore, che sono a Torino. Benedice quella coppia che sono stati con noi lì a Verona in quel periodo, ma ora sono lì, che tu possa aiutarli e che loro possano, Signore, avere la guida dello Spirito Santo nella loro vita, che tu possa farli prosperare e che sia la tua volontà, Signore, che le porte anche si aprono di là. In nome di Gesù benedice la sorella Daisy a Como e benedice tutti i nostri fratelli in Italia, nel mondo. Benedice la sorella Edina, Signore, dia forza a lei, Signore, continue operando, perché lei, Signore, è un soldato della trincheira, che è nella linea davanti. Rinforzala, Signore, stamattina, dà a lei non solo coraggio, ma rinforzala spiritualmente, rivestendola con tutta la tua armatura, Signore, in nome di Gesù. Ti prego, Padre, che tu possa aggiungere altri per la tua opera e che la scuola Il Vivaio, Signore, sia di benedizione a chi parteciperà. Risveglia quelli che ancora non hanno preso decisione. Chiama, Signore, perché quando tu chiami è vittoria. Quando tu chiami tutto va bene. Quando tu chiami non possiamo tornare indietro. Ti prego, Gesù, di dare a ognuno la crescita spirituale, che questo vivaio sia di benedizione e di risposta tua per questa missione in Italia e fuori Italia. Benedice i fratelli in Albania, in Grecia, benedice, Signore, tutti quelli che sono lì in Grecia, che sono convertiti tramite la missionaria Denisa, e che tu possa farli saldi nella tua presenza, in nome di Gesù, Signore. Ti prego anche per i fratelli che sono in Svizzera, che sono in Germania, che sono in Romania, Signore,
vedi gli assistiti del progetto Non Sei Solo, gli alunni e anche le famiglie che vengono a prendere il pacco. Signore, che tu possa benedirli in nome di Gesù. Amen e amen. Gloria a Dio. Leggiamo la parola di Dio. Esodo, capitolo 13, 14, 15, dopo Efesini, capitolo 4. Gloria a Dio. Non è latte, è tè. Sono andato a Verona e ho preso molto freddo e quindi per non andare male mi anticipo. Gloria a Dio. Ecco qua. Leggiamo la parola di Dio. Esodo 13, 14, 15, dopo Efesini. Sei pronto? Leggi insieme a me, Gloria a Dio. Allora leggiamo. Capitolo 13. Il Signore disse a Mosè: consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, ogni primo parto sia tra gli uomini sia tra gli animali, esso appartiene a me. Mosè disse al popolo: ricordate questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, perché il Signore vi ha fatti uscire di là con mano potente. Non si mangi pane lievitato. Voi uscite oggi, nel mese di Abib, quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, degli Ivei e dei Gebusei, che giurò ai tuoi padri di darti, paese dove scorrono il latte e il miele. Compi questo fino in questo mese. Per 7 giorni mangia pane asimo. Il 7° giorno sarà una festa al Signore. Si mangi pane asimo per 7 giorni e non si veda pane lievitato presso di te, né si veda lievito presso di te in tutto il tuo territorio. In quel giorno tu spiegherai questo a tuo figlio, dicendo: si fa così a motivo di quello che il Signore fece per me quando uscì dall'Egitto. Ciò sarà per te come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, finché la legge del Signore sia nella tua bocca. Poiché il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque questo decreto al tempo fissato, di anno in anno, quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato. Consacra al Signore ogni primogenito e ogni primo parto del tuo bestiame. I maschi saranno del Signore, ma riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello. Se non lo vuoi riscattare, spezzagli il collo. Riscatta anche ogni primogenito di uomo fra i tuoi figli. Quando in avvenire tuo figlio ti interrogherà, dicendo: chi significa questo? Tu gli risponderai: il Signore ci fece uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, con mano potente. E quando il faraone si ostinò a non lasciarci andare, il Signore uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto,
tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io sacrifico al Signore ogni primo parto maschio, ma riscatto ogni primogenito dei miei figli. Ciò sarà come un segno sulla tua mano e come un ricordo fra i tuoi occhi, poiché il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto con mano potente. Quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse vicina, poiché Dio disse: bisogna evitare che il popolo di fronte a una guerra si penta e torni in Egitto. Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso. I figli di Israele partirono armati dal paese d'Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare ai figli di Israele, dicendo: Dio certamente vi visiterà. Allora porterete con voi le mie ossa da qui. Gli israeliti, partiti da Sucot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. Il Signore andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Alleluia. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte, dal cospetto del popolo. Capitolo 14. Il Signore parlò così a Mosè: di ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino davanti a Pi-Achirot, fra Migdol e il mare di fronte a Baal Sefon. Accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Il faraone dirà dei figli di Israele: si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Io indurerò il cuore del faraone ed egli li inseguirà, ma io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Quando dissero al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo, e quelli dissero: che abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci serviranno più. Allora il faraone fece attaccare il suo carro e prese il popolo con sé. Prese 600 carri scelti, tutti carri d'Egitto, e su tutti c'erano dei capitani. Il Signore indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele, che uscivano a testa alta. Gli egiziani dunque li inseguirono, tutti i cavalli, carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare, vicino a Pi-Achirot, di fronte a Baal Sefon. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè: mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto che questo che ti dicevano in Egitto: lasciarci stare che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. E Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi
e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti questo oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Il Signore disse a Mosè: perché gridi a me? Dì ai figli di Israele che si mettano in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, e i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani, e anch'essi entreranno dietro di loro. Io sarò glorificato nel Faraone e in tutto il suo esercito, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando sarò glorificato del Faraone, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Allora l'angelo di Dio, che precedeva il campo di Israele, si spostò e andò a mettersi dietro a loro. Alleluia! Gloria! Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro, mettendosi fra il campo dell'Egitto e il campo di Israele. La nuvola era tenebrosa per gli uni, mentre rischiarava gli altri nella notte. Il campo degli uni non si avvicinò a quello che degli altri per tutta la notte. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore fece ritirare il mare con un forte vento orientale, durato tutta la notte, e lo ridusse in terra asciutta. Le acque si divisero e i figli di Israele entrarono in mezzo al mare sulla terra asciutta, e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Alleluia! Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare. E la mattina verso l'alba, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, il Signore guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta. Tolsi le ruote dei loro carri e ne resi l'avanzata pesante, tanto che gli egiziani dissero: fuggiamo davanti a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano sul mare, e le acque ritorneranno sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. Mosè stese la sua mano sul mare e il mare, sul far della mattina, riprese la sua forza, mentre gli egiziani, fuggendo, gli andavano incontro. Il Signore precipitò così gli egiziani in mezzo al mare. Le acque ritornarono e ricoprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del Faraone che erano entrati nel mare dietro agli israeliti. Non se scampò neppure uno. I figli di Israele invece camminarono sull'asciutto in mezzo al mare, e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così in quel giorno il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore. Credete nel Signore e nel suo servo Mosè. Alleluia. Capitolo 15.
Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore. Io canterò al Signore perché è sommamente glorioso. Ha precipitato in mare il cavallo e i cavalieri. Il Signore è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questi è il mio Dio. Io lo glorificherò. È il Dio di mio Padre. Io lo esalterò. Il Signore è un guerriero. Il suo nome è il Signore. Egli ha gettato in mare i carri del faraone e il suo esercito, e i suoi migliori condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li ricoprono, sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, o Signore, è ammirevole per la sua forza. La tua destra, o Signore, schiaccia i nemici. Con la grandezza della tua maestà, tu rovesci i tuoi avversari, tu scateni la tua ira, essa li consuma come stoppia. Al soffio delle tue narici le acque si sono ammucchiate, le onde si sono rissate come un muro, i flutti si sono fermati nel cuore del mare. Il nemico diceva: inseguirò, raggiungerò, dividerò le spoglie, io mi sazierò di loro. Sguainerò la mia spada, la mia mano li sterminerà. Ma tu hai soffiato il tuo vento e il mare li ha sommersi. Sono affondati come piombo in acque profonde. Chi è pari a te fra gli dei, o Signore? Alleluia! Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo, degno di lode, operatore di prodigi? Tu hai steso la destra, la terra li ha ingoiati. Tu hai condotto con la tua bontà il popolo che hai riscattato, l'hai guidato con la tua potenza alla tua santa dimora. I popoli lo hanno udito e tremano. L'angoscia ha colto gli abitanti della Filistia. Già sono smarriti i capi di Edom. Il tremito prende il potente di Moab. Tutti gli abitanti di Canaan vengono meno. Spavento e terrore piomberà su di loro. Per la forza del tuo braccio diventeranno muti come una pietra, finché il tuo popolo, o Signore, sia passato, finché sia passato il popolo che ti sei acquistato. Tu li introdurrai e li pianterai su monte che ti appartiene, nel luogo che hai preparato, o Signore, per la tua dimora, nel santuario che le tue mani, o Signore, hanno stabilito. Il Signore regnerà per sempre in eterno. Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico quando i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono nel mare, e il Signore fece ritornare su di loro le acque del mare. Ma i figli di Israele camminarono sulla terra asciutta in mezzo al mare. Allora Miriam, la profetessa, sorella di Aarone, prese in mano il timpano e tutte le donne uscirono dietro a lei con timpani e danze. E Miriam rispondeva: cantate al Signore perché è sommamente glorioso, ha precipitato in mare cavallo e cavalieri. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Marra, non potevano bere acqua di Mara perché era amara.
perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè, dicendo: che beremmo? E egli gridò al Signore, e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua, e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione, e lo mise alla prova, dicendo: se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitti agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi giunsero a Elim, dove c'erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Amen. Che benedizione. Un cantico di vittoria. Che Dio grande, che Dio meraviglioso. Questo versetto, tutti i 3 capitoli che abbiamo letto sono fortissimi, ma questo versetto mi colpisce veramente. Nel cantico, quando Mosè canta con il popolo dicendo: chi è pari a te fra gli dei, ó Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo, degno di lodi, operatore di prodigi? Alleluia. Chi è pari a te? Nessuno. Che possiamo dare gloria a Dio, che possiamo pregare Dio, che possiamo rivolgerci a Dio, soltanto Lui ci può salvare. Glória a Jesus. Capítulo 4 agli Efesini. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito. Che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena gloria a Dio. E della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini, sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode
degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Questo dunque io dico e attesto nel Signore: non comportatevi più come si comportavano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto conoscerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Amen. Che anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Tramite Gesù Cristo, il Salvatore, possiamo avere una nuova vita. Il popolo di Israele ha dovuto passare in mezzo al Mar Rosso, e il Mar Rosso era proprio è una simbologia di ciò che il sacrificio di Gesù Cristo ci ha fatto e può fare nella nostra vita. Se noi non attraversiamo la croce, non arriviamo all'altra parte. Se no, come il popolo di Israele, se non attraversassero il Mare Rosso, non arrivavano dall'altra parte. Dio ti vuole portare a un'altra parte, a una vita che non è una vita come questa del mondo, che non è una vita come tutti hanno, ma è possibile? Sì, è possibile. E Dio vuole farti attraversare. Lui fa la strada e la strada c'è, Gesù Cristo, perché la Bibbia dice che nessuno arriva al Padre se non per mezzo di Lui. Nessuno arriva al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo, suo Figlio. La Bibbia dice nell'Antico Testamento che dopo che loro passarono il Mare Rosso,
hanno creduto in Dio, hanno temuto Dio e anche hanno rispettato Mosè. E Paolo dice agli Efesini che Dio, in mezzo al corpo, ai membri del corpo, ha scelto uomini uguali a noi, però ha dato a loro un ministero, uni per pastore, come lui dice, e a lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Tu non sei corpo di Victor, tu non sei corpo di Stefano, tu non sei corpo di Giuseppe, tu non sei corpo di Alice, tu non sei corpo di Loretta, tu sei corpo di Cristo. Amen? Tramite il battesimo quando ci ravvediamo dei nostri peccati, crediamo solo a Cristo, così è la nostra vita. Siamo battezzati per testimonianza, ma questo Gesù ci vuole ancora battezzare con lo Spirito Santo e con fuoco. Amen? Che Dio vi benedica. Like, lascia tuo like e domani, se vorrà il Signore, siamo nello stesso orario. Però ho un invito speciale a te. E stasera alle 8 c'è l'altare di Dio. Amen? C'è l'altare di Dio e vorrei invitarti alle 8:30 per partecipare dell'altare di Dio. Oggi la nostra lezione, questa è la lezione che stiamo studiando sull'altare di Dio, e oggi è la lezione che parla del ministero svegliato di Gesù. Gesù non ha avuto un ministero addormentato, ma un ministero svegliato, potente. Amen? E tramite l'esempio del ministero di Gesù dobbiamo compiere il nostro. Che Dio benedica a tutti che sono con noi in diretta, quelli che vedranno dopo. Questa è la preghiera del mattino e noi vogliamo ringraziarvi per la vostra partecipazione. Padre, ti ringraziamo stamattina per la tua benedizione, per l'opportunità che abbiamo di poter essere qui, per la tua parola. Signore, che possiamo custodirla in cuore nostro per non peccare contro te. Che ogni bugia di Satana mentre leggiamo la parola sia disfatta e che la verità ci liberi e ci faccia libero. Nel nome di Gesù, Signore, dacci 100% della potenza che ha nella tua parola, che possiamo vivere la completezza del tuo regno nella nostra vita. Signore, che noi possiamo cambiare vita tramite la croce, il tuo sacrificio che ci ha riscattato, salvato, purificato, e che il vecchio uomo sia rimasto in Egitto, sia rimasto dietro, sia rimasto dall'altra parte, perché noi stiamo camminando, Signore, verso la terra che scorre latte e mele. Benedice i miei fratelli che sono con noi in diretta, quelli che vedranno dopo e tutte le famiglie, oggi per sempre. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi per sempre, e noi diciamo Amen. Un abbraccio, buona giornata e non dimentica di dare like, mi piace. Ciao a tutti, ti iscrivi su questo canale.
Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.